Assessore Vito, area di tutela dell'Isert, è una zona ambientale di assoluta valenza. Una zona ambientale ma anche una zona industriale, quindi l'incontro di oggi è per veramente cercare una volta per tutte di dare una definizione chiara, una cornice complessiva di regole condivise ma appunto semplici e che non possano creare ulteriori dubbi, in modo che tanto sì la valorizzazione dell'ambiente ma anche lo sviluppo industriale possano veramente coesistere. È chiaro che questa è una sfida importante, il più grande sbaglio sarebbe quello di non decidere e di continuare a rimanere in questa cornice di incertezza. Questa chiarezza ce lo chiedono tanto il mondo ambientalista quanto il mondo dell'impresa. Insieme alla collega Santoro abbiamo oggi fatto una riunione molto importante alla quale hanno partecipato il Comune, l'azienda Porto, chiaramente il Consorzio Industriali in primis, proprio per formalizzare la proposta. Quindi da oggi la Regione si è presa questo impegno, inizieremo quindi un percorso formale, amministrativo, che spero di chiudere entro l'anno, perché finalmente ci sia appunto su quest'area che ha questa vocazione industriale ma anche ambientale così importante una definizione che possa garantirne lo sviluppo per i prossimi anni. Assessore Santoro, valorizzare un'area ambientale nell'Isert accanto a una zona industriale è un porto importante. Sì, oggi la riunione che abbiamo avuto col Consorzio Industriale, con l'azienda Porto e col Comune di Monfalcone, insieme alla collega Saravito, è stata volta proprio ad evidenziare che sia possibile e doveroso far convivere queste due realtà, l'aspetto più ambientale e l'aspetto, diciamo così, industriale, in una zona industriale importantissima della nostra regione accanto al porto di Monfalcone. Il tema è un tema importante che costringe ad una evidenza di tutti quelli che sono gli aspetti sia geomorfologici, naturalistici e insediativi, e che quindi ha dato luogo ad una proposta condivisa col Consorzio Industriale proprio per l'ottica delle regole chiare, in modo tale che il futuro sia molto più certo da un punto di vista del diritto e da un punto di vista delle cose che si possono fare per tutti gli imprenditori che vorranno investire in quest'area così importante della nostra regione.